Le due compagini rappresentano al momento il fanalino di coda del girone, ma mentre l'Atletico Garra un successo nel recupero di stasera riaprirebbe un importante spiraglio in direzione della vetta, per la squadra dei Crociati, ancora a secco di punti, la situazione in graduatoria appare più problematica. Dal momento che un ennesimo passo falso già creerebbe un divario difficoltoso da rimontare. Ben ritrovati amici di Fanner, un saluto da Marco Zinghini che dal varo del Portiglio si appresta a raccontarvi la terza giornata della 4 World Cup Girone 2 di Sport City. Grande Magro, vai, vai! Vai! Sì, Magro! Grande! Oh, ragazzi, cominciamo a giocare però, Preso! C'è quella sull'esterno, Fox! Dai Matteo, dammi tutto! A sinistra! Vai, ecco! Che è il giocatore, oh! Dai, dai, dai! Grande Pede! Finisce in questo istante, amici di Fanner, il match. Si conclude sul risultato di 3-2 per l'Atletico Garra sui Crociati. Atletico Garra che vince in rimonta. Primi 3 punti quindi per il Garra che se ne va a 4. Ancora fermi a 0 i ragazzi dei Crociati, ultimi del girone.